10 operatori sociosanitari del Centro di Educazione Motoria della Croce Rossa Italiana in Roma sono stati arrestati per violenze e torture ai pazienti. L'indagine, iniziata ad aprile 2023, è scattata dopo che i vertici della Croce Rossa hanno denunciato ai carabinieri un paziente con una vistosa ecchimosi al volto. Le indagini, condotte dai carabinieri specializzati in reati contro vittime vulnerabili, hanno rivelato ripetuti maltrattamenti a 2 pazienti con gravi patologie psicofisiche. Le prove raccolte includono attività tecniche, documenti e testimonianze che hanno confermato le condotte vessatorie degli indagati, portando alle misure cautelari. A seguito dell'attentato a Trump, un evento che ha scosso l'intera nazione, in segno di rispetto e memoria per la vittima dell'attentato, uno spettatore che è rimasto ucciso alla convention, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio. Questo momento solenne ha unito i presenti, sottolineando l'importanza della sicurezza e della pace nel contesto politico. L'attacco ha spinto Trump a riscrivere completamente il suo discorso, dimostrando resilienza e adattabilità in un momento di crisi. La nuova versione del discorso ha enfatizzato temi di unità e sicurezza nazionale, cercando di rafforzare la fiducia dei suoi sostenitori. Nel frattempo, i democratici hanno deciso di congelare le pressioni per il ritiro del presidente Joe Biden, in segno di rispetto per la situazione delicata e per evitare di politicizzare ulteriormente il tragico evento. Questa pausa nelle tensioni politiche potrebbero aprire una nuova fase di dialogo e cooperazione tra i 2 principali partiti, anche se temporanea. Un turista francese di 43 anni è stato aggredito da un orso a Naroncolo, nel comune di Drò, in Trentino. L'uomo, che stava facendo una corsa mattutina, ha riportato ferite agli arti ed è stato ricoverato all'ospedale di Santa Chiara di Trento, con una prognosi di 20 giorni. Il corpo forestale ha raccolto tracce biologiche per identificare l'orso. La provincia autonoma di Trento ha confermato che l'operazione di sutura delle ferite è andata a buon fine e che il turista sarà dimesso nei prossimi giorni. L'aggressione avviene pochi giorni dopo un altro incontro ravvicinato tra una turista svizzera con 3 bambini e un'orsa con il suo cucciolo vicino al lago di Molveno. In quel caso, l'orsa aveva effettuato un falso attacco, toccando la maglietta della donna senza però causare ferite. Questi episodi sollevano preoccupazioni sulla sicurezza dei turisti nelle aree frequentate dagli orsi. Roberta Metsola è stata rieletta Presidente del Parlamento Europeo con 562 voti su 705, superando l'unica sfidante Irene Montero di Podemos, che ha ottenuto 61 voti. Nel suo discorso di insediamento, Metsola ha citato figure storiche come De Gasperi e ricordato i giudici Falcone e Borsellino, promettendo che il Parlamento Europeo sarà un faro di democrazia, diritti e protezioni per i giornalisti. Ha sottolineato inoltre l'importanza della condizione femminile in Europa, evocando nomi come Giulia Cecchettin, e ha parlato della necessità di affrontare le diseguaglianze e la violenza contro le donne. La sua rielezione è stata sostenuta da un accordo tra Partito Popolare Europeo, Partito Socialista Unificato di Germania e Renew, grazie anche all'ampio consenso ottenuto nel precedente mandato. Le congratulazioni sono arrivate da figure di rilievo, come il presidente ucraino Zelensky e il vice premier italiano Antonio Tajani, che hanno elogiato il suo impegno per un'Europa più giusta e democratica. Metsola ha concluso con un messaggio di speranza e determinazione per il futuro dell'Europa. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha dichiarato che l'Ucraina potrebbe cessare di esistere entro il 2034, anno in cui è prevista la sua adesione alla NATO. Medvedev ha sottolineato che, secondo lui, tale adesione non avverrà mai e ha insinuato che l'Ucraina potrebbe non esistere più entro quella data. Nel frattempo, la Russia ha abbattuto 5 droni ucraini in 3 regioni diverse. Il Ministero della Difesa russo ha confermato l'abbattimento di 2 droni nella regione di Bryansk, 1 nella regione di Belgorod e 2 nelle regioni di Voronezh. In un'intervista alla TASS, Alexei Polichuk del Ministero degli Esteri russo ha affermato che Washington ha autorizzato il presidente ucraino Zelensky a lanciare attacchi sul territorio russo, utilizzando armi statunitensi. Secondo Polichuk, gli Stati Uniti staranno alimentando l'escalation per giustificare le proprie azioni e quelle del governo di Kiev. 6 turisti vietnamiti sono stati trovati senza vita in una camera d'albergo di lusso a Bangkok, morti avvelenati con cianuro. La polizia ipotizza che uno di loro abbia avvelenato gli altri 5, per poi togliersi la vita. Il primo ministro thailandese ha dichiarato che l'episodio è legato a una questione privata, escludendo furti o minacce alla sicurezza nazionale. Le vittime, tra cui 2 con doppia cittadinanza americana, sono state trovate in una suite del Grand Hyatt Erawan, smentendo le prime notizie di una sparatoria. Le autorità continuano a indagare, ma il movente sembra essere legato a debiti.